girando per l'Italia, tra i mercati, in mezzo a voi, in mezzo alla gente, se devo fare una classifica dei personaggi politici che più odiate, insomma, al primo posto sta la Boldrini, ci sta la Boldrini. Ma perché? Perché, Vittorio? E soprattutto, cosa avete scoperto in questi giorni di nuovo che riguarda la Boldrini? Ma la Boldrini spicca per antipatia, per i suoi atteggiamenti e soprattutto per la lotta che fa alle parole. In sostanza noi abbiamo mille problemi in Italia che meriterebbero un esame accurato e possibilmente qualche soluzione, mentre la Boldrini, che dirige la Camera e quindi ha una certa influenza sulla vita politica, che cosa fa? Si occupa delle parole, cioè vuole insegnare agli italiani a dire ministra e non ministro, a dire a non usare termini sessisti, come dice lei. In sostanza si occupa quasi esclusivamente della forma, che peraltro è una forma che a me non piace perché non si può modificare la lingua a tavolino, ma è l'uso della lingua che porta anche a una evoluzione lessicale. Lei si occupa solo di queste minchiate. In più, in continuazione, incentiva l'immigrazione perché dice che l'immigrazione è la nostra salvezza, quando invece sappiamo che l'immigrazione sta creando problemi tremendi non solo alla popolazione ma anche alle casse dello Stato, perché ogni immigrato non è che l'indomani trova un posto di lavoro, visto che non lo trovano neanche gli italiani, quindi ci tocca mantenere tutta questa gente, ci costa un sacco di soldi e la Boldrini, anziché collaborare per vedere un po' di limitare gli ingressi in Italia, fa l'esatto contrario, un po' come un assessore di Milano del quale per fortuna non ricordo il nome, che dice continuamente che bisogna incrementare l'arrivo di Si chiama migranti. Maiorino. La stessa cosa la dice Boeri. Maiorino, ecco, bravo Maiorino. Poi c'è Boeri che anche lui ha sparato una raffica di cazzate dicendo che la salvezza della previdenza sociale è nelle mani degli immigrati. Più ne arrivano invece più le casse della previdenza sociale vanno a farsi benedire perché molti quattrini vengono pescati, come abbiamo detto mille volte, tra quelli dei lavoratori che versano sotto forma di contributi. Insomma, la Boldrini, peraltro, quando apre la bocca lo fa in modo che appare saccente, un modo saccente, e questo infastidisce, credo, non tutti, ma gran parte degli italiani. Adesso siamo tutti molto contenti perché la legislatura volge al termine, per cui tra 6 mesi, al massimo 9 mesi, noi la Boldrini avremo il piacere di salutarla e speriamo di non vederla più. Ecco, però nel frattempo la Boldrini, che è molto gelosa della sua vita privata, che aveva un fidanzato e quindi quella casa del fidanzato dove stava lei era stata protetta da 1000 sistemi di sicurezza, ha pensato bene, a pochi mesi da quando si leverà di torno, a pochi mesi, anziché andare a abitare negli appartamenti dentro la Camera, cosa ha fatto, Vittorio? Sì, guarda, siamo anche qui nel ridicolo perché il Presidente della Camera dispone di un appartamento grandissimo che io ho visitato, quindi sono in grado di testimoniare, con dei saloni, dei salotti fantastici, ma lei, non so per quale motivo, ha rifiutato di abitare nell'appartamento, diciamo pure di servizio, che non è detto così di servizio, sembra riservato alla donna di servizio, in realtà è un appartamento principesco. Lei lì non si è voluta trattenere ed è rimasta nella casa nella quale abitava, se non che il Presidente della Camera ha diritto a una sorta di blindatura per motivi di sicurezza e i lavori di blindatura che costano parecchio
naturalmente vengono pagati sempre dallo Stato, per cui la casa dove ha abitato fino a poco fa è stata oggetto di lavori pagati dallo Stato. Poi si è stancata, non so per quale motivo, di abitare lì, non so se per questioni affettive, di fidanzamenti, sono cose che non mi riguardano, però ha cambiato casa e allora anche la nuova casa è stata oggetto di lavori pesanti per metterla in sicurezza, ma non si tratta di mettere una tapparella di ferro anziché di legno. No, la blindatura è una cosa importante, cioè in pratica diventa un fortino inespugnabile un'abitazione sottoposta a trattamento. Quindi tutti questi soldi sono stati spesi dallo Stato per i capricci della signora Boldrini e questo non ci sembra che contribuisca a rafforzare la simpatia di questa donna. Ecco, e devo dire che l'hai raccontata anche con molto garbo la storia, perché è una storia sulla quale si potrebbe ricamare molto, anche perché mancano pochi mesi alle elezioni e alla perdita anche Sì, di certi privilegi, insomma, non è un bel esempio, eh? Certo. E poi la casa blindata ovviamente rimarrà alla signora Boldrini, non è che sarà data a te o a un altro presidente della Camera. Quindi sono soldi buttati nel cesso, tanto per usare un'espressione elegante. Perfetto, e sai che quelle espressioni eleganti lì funzionano perché che ne dica la Boldrini e che ne dicano i censori della lingua, quando si parla così forse si arriva al cuore della gente e si fanno capire i temi, perché sennò dovremmo fare dei giri di parole che non si capisce un cazzo, diciamolo, perché non possiamo dire niente. Bravo, perfetto. Va bene. Allora, è stato purtroppo è così, si occupa delle stupidaggini. È stato confermato, ne abbiamo parlato l'altra volta, è stato confermato l'ergastolo per Bossetti. La tua idea, Vittorio? La mia idea è che non si può considerare il DNA un dogma. Oddio, io credo nella scienza e anche la magistratura fa bene a credere nella scienza, ma non credo nella infallibilità di quelli che la maneggiano, di quelli che stanno in laboratorio, che sbagliano. Faccio un esempio, io una volta ho fatto gli esami del sangue e risultavano quelli di un moribondo, no? Quindi io mi sono un po' impressionato, ma siccome non avevo nessun disturbo, la settimana dopo ho rifatto gli esami ed erano invece gli esami di un adolescente, quindi stavo benissimo. Quindi vuol dire che hanno sbagliato quelli che lavorano in laboratorio, no? Che sono tutta gente di scienza. Ebbene, è così come hanno sbagliato a me a fare gli esami del sangue, probabilmente hanno sbagliato anche a fare l'esame del DNA di Bossetti, solo che a Bossetti non hanno rifatto l'esame del DNA, gli hanno negato anche questa possibilità. Allora quando tu non puoi ripetere un esperimento di laboratorio, i risultati unici non possono essere considerati prova ma soltanto un indizio. Per il resto poi l'innocenza di Bossetti emerge dalla logica, perché secondo l'accusa questo signore si sarebbe presentato davanti alla palestra con il camion vestito da muratore, quindi un po' pieno di calcinacci, insomma un muratore non è un chirurgo, no? Quindi è chiaro che ha dei problemi anche per presentarsi subito dopo il lavoro e sarebbe stato così abile e affascinante da sedurre una ragazzina di 13-14 anni, peraltro un atleta, che non è stata caricata su una Ferrari o su una macchina comunque di lusso, ma su un camioncino, sedotta da un uomo che non conosceva, perché i due non si conoscevano, tant'è che non risultano telefonate né sul telefonino di lei né sul telefonino di lui. Poi questa ragazza sale sul camioncino, il quale camioncino percorre 12 km, no, attraversando anche molti incroci col semaforo, e non ha mai cercato di scendere dal camioncino.
Come mai? Come si giustifica questo? Da notare che Bossetti doveva guidare il camioncino, quindi aveva le mani impegnate, le mani e anche i piedi, quindi non poteva guidare e trattenere violentemente la ragazzina. Quindi non c'è una spiegazione logica neanche per quanto riguarda le modalità che hanno portato all'assassinio. Niente, c'è solo questo DNA che è stato pescato fra centinaia e migliaia di persone e ci spacciano il risultato come Vangelo, come un dogma che non si può discutere e non si può ripetere. Io trovo che una condanna del genere in Cassazione, se trova dei giudici sereni, sarà completamente ribaltata. Ecco, probabilmente, con tutta probabilità, Bossetti ci sta seguendo dal carcere e gli farà piacere sentire anche questa tua difesa. Se fosse lì in quel momento, e poi magari prende carta e penna e ti scrive, ma se fosse lì in quel momento, se fosse qui in questo momento a seguirti, tu che messaggio gli lanceresti? Cosa gli diresti a Bossetti? Gli consiglierei di dire agli avvocati di puntare su questi argomenti logici che sono inconfutabili e non di fare delle discussioni teoriche su mille vicende dispersive. Bisogna puntare su queste cose che dimostrano che Bossetti non può essere stato. Non si può spacciare Bossetti per un figo della Madonna che, come vede una ragazza, quella sviene e sale sul suo camioncino e non pensa ad altro che a trattenersi con lui. Questa è veramente una buffonata che va smantellata, ma con argomenti, appunto, ripeto e sottolineo, logici. Ecco, lo dico anch'io a Bossetti, se sta seguendo il direttore Feltri e gli vuole scrivere 2 righe, io credo che poi il direttore le ospiterebbe volentieri sul suo giornale, anche perché insomma... Ci mancherebbe altro. Io ho sempre seguito questa vicenda e ho cercato di mettere in evidenza i punti deboli dell'inchiesta, però come ho già detto, se non si può rifare un esame che evidentemente è sbagliato, vuol dire che non volerlo rifare già dimostra che gli stessi magistrati e gli stessi inquirenti temono che poi cambi radicalmente il risultato e tutto il loro lavoro si dimostri vano. È questo che il sospetto che io ho. Allora, direttore, noi abbiamo concluso, io ti ringrazio, ci rivediamo a settembre, ma mi raccomando, buona serata, ma mi raccomando, per tutto quel poco che resta di luglio e per tutto agosto continua a bastonare tutti. E continuo a lavorare. Buone vacanze a tutti voi. Grazie al direttore Vittorio Feltri. Non le fai. Alla prossima, Vittorio Feltri, Ciao. Vittorio Feltri che torna ovviamente a settembre, e adesso io subito dopo la pubblicità vi porto in un posto che era meraviglioso. Questo posto che era meraviglioso ed è tuttora meraviglioso è il borgo di Lazzate, comune leghista da tantissimo tempo, amministrato dal compianto ex senatore Cesarino Monti, un borgo dove la gente lascia la porta aperta, dove lasciano le macchine aperte, dove c'è il rispetto delle regole, è una piccola Svizzera, hanno tutti i fiori alle finestre, si vogliono tutti bene, eccetera, eccetera. Cosa succede in questo borgo della Brianza favoloso che è Lazzate? Succede che, insomma, con tutta probabilità, proprio durante lo svolgimento imminente della festa del paese, succede che il governo decide di catapultare in questo borgo meraviglioso chi? I richiedenti asilo. Per la gioia dei lazzatesi che non l'hanno presa proprio bene, e ieri sera sono scesi in piazza per dire garbatamente, perché sono gente garbata all'inizio, sottolineo all'inizio, perché poi se uno sta in un posto meraviglioso e questo posto meraviglioso viene minacciato, magari si arrabbia anche, non lo so, però non sono di Lazzate, ma un po' intuisco e conosco tanti di Lazzate che saluto. Allora, ieri sera garbatamente hanno deciso di esprimere la loro opinione. Li vedremo, gli amici di Lazzate, subito dopo la pubblicità.